Questo è il vascelluzzo, è una nave che viene portata in giro durante i primi giorni di giugno di ogni anno. È dedicata a un fatto storico che è accaduto durante la guerra del Vespro. Il vascelluzzo è un modellino di una nave, di un galeone, infatti si vedono anche i cannoni che escono fuori da questa nave, anche se nel periodo del Vespro è un po' fuori loco, ma comunque vedete la bellezza di tutte le decorazioni di questa nave, che è tutto in argento, e anche i fregi del basamento è tutto pieno di bassorilievi a sbalzo, e anche con dorature. Ecco, qua ci sono i cannoni che spuntano da tutti i lati, e questa è la famosa Madonna di Messina, Madonna della Lettera. Questo vascelluzzo rappresenta un vascello che durante la guerra del Vespro portò il blocco navale angioino e portò in città dei viveri che riuscirono a salvare la popolazione dall'accerchiamento di Carlo d'Angiò, il re di Francia inviato qui dal Papa Martino IV d'Ibri a distruggere la Sicilia dopo la rivolta di Palermo del 31 marzo del 1282. Questa nave rappresenta in realtà un'altra grande data importante del Vespro, è il 2 di giugno, quando la flotta di Carlo d'Angiò assaltò, dopo aver preparato per lungo tempo l'attacco, assaltò il porto di Messina con tutta la flotta. La prima nave che entrò dentro l'area del porto fu l'ammiraglia, che voleva tentare di sfondare la catena che era posta a protezione dell'ingresso del porto. I francesi però non avevano previsto una astuzia della marineria siciliana, e infatti avevano disposto davanti alla catena una fitta maglia di reti da pesca. La nave ammiraglia andò ad incagliarsi in queste reti da pesca senza poter toccare completamente la catena, quindi lo speronamento fallì e gli arcieri cominciarono a bombardare la nave con le frecce infuocate, che la mandarono in fumo insieme alla flotta alla flotta francese di Carlo d'Angiò, e dove c'erano anche navi guelfe che venivano da tutte le città guelfe d'Italia: Genova, Venezia, Firenze, Bologna. E quindi l'attacco fallì, e quel 2 di giugno diventò una festa importantissima. Il giorno dopo si festeggiò in tutta la città, e quindi questa barca, questa grande nave, rappresenta non solo la salvezza della nave che portò il grano, ma anche il ricordo di quella grande battaglia. Infatti si porta in processione nel periodo del Corpus Domini, che guarda caso capita proprio nel periodo a cavallo fra maggio e giugno.